Inaugurata il 28 ottobre 1930 ed in esercizio fino al 6 luglio 2012, grazie alla determinazione di appassionati, di pendolari, delle amministrazioni locali, il progetto, in pochi anni, è tornato realtà. Domenica 29 luglio, con il viaggio di un treno a vapore che ha toccato tutte le stazioni della tratta, è stato inaugurato il servizio del treno turistico della Pedemontana del Friuli, alla presenza del governatore della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Feddriga, del presidente della Fondazione Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, del direttore generale Luigi Cantamessa e dei sindaci del territorio. Si è trattato di un vero e proprio bagno di folla, con le popolazioni dei paesi festanti che hanno salutato il ritorno del treno lungo una linea che si sviluppa lungo un territorio ricco di storia, di arte, di cultura e che con il progetto della Fondazione Ferrovie dello Stato torna ad essere cruciale per lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia. La ferrovia, l'unica in Italia ad essere utilizzata per il servizio passeggeri e per quello turistico, è inserita nell'elenco della legge 128 del 2017, che istituisce le ferrovie turistiche. Ora il futuro richiama al restyling delle stazioni, che diventeranno il biglietto da visita dei territori attraversati, che grazie ai treni storici e al ricco programma di intrattenimento ai visitatori faranno conoscere luoghi unici nei diversi generi ed opportunità, facendo vedere con occhio diverso il magnifico territorio pedemontano friulano. È veramente una bellissima sensazione poter viaggiare di nuovo su questa linea. Io ci ho viaggiato prima che la chiudessero nel 2012 e attraverso un paesaggio meraviglioso. Adesso la possibilità di far rivivere la ferrovia e con essa fare anche un po' da volano turistico è una grandissima opportunità. La storia di questa ferrovia nasce in mezzo al confine, a storie di confine, a storie di emigranti e adesso forse può essere una bella occasione di rinascita. Le zone sono bellissime e ne vale la pena. Qui su questo treno oggi c'è una coppia che festeggia 50 anni di matrimonio. Guardi, è 40 anni che non vado in treno. È stupendo secondo me, non sono neanche mai seduto. È una grandissima giornata e al di là del bel tempo, proprio soprattutto per il motivo in cui ci troviamo qua oggi. Sono passati diversi anni dalla chiusura, però la prospettiva che abbiamo oggi è molto più importante di quella di allora. Non c'è solamente il trasporto pubblico locale, ma c'è una nuova tratta ferroviaria legata ai turisti e questi bellissimi territori, qual è anche Gemona, potranno usufruire di una tratta spettacolare e di un'offerta spettacolare che è un valore aggiunto per tutta la regione. Forse ci siamo accorti con l'andare degli anni che non si poteva produrre solamente di manifatturiero, di fabbriche e quant'altro, ma le opportunità del lavoro possono nascere anche dall'offerta che il territorio può dare. Abbiamo dei prodotti straordinari sotto il profilo enogastronomico, sotto il profilo culturale, dei territori magnifici. Dobbiamo forse essere un po' più coraggiosi e consapevoli delle risorse che abbiamo. Credo che la prospettiva sia ottima e le nuove generazioni dovranno investire in questo settore così come tutti gli amministratori. Io penso che questo sia un punto di partenza, non un punto di arrivo. Adesso abbiamo il mezzo, dobbiamo riempirlo di contenuti e questo vuol dire valorizzare le stazioni, i passaggi per far sì che diventino un luogo di sviluppo turistico dove le produzioni locali, l'imprenditorialità locale, il lavoro locale venga valorizzato. Io di questo la giunta attuale si impegnerà con tutti gli strumenti che ha a disposizione e devo dire con lavoro, e va ringraziata anche l'amministrazione precedente regionale, perché sono molti punti da contestare rispetto al lavoro fatto prima. Devo dire che invece questo è in continuità e quindi è giusto riconoscere i meriti di tutti, della precedente e dell'attuale giunta. Io spero che questo diventi qualcosa di costante, che non sia l'inaugurazione, ma ribadisco, l'inaugurazione sia un momento di lancio e di consolidamento di quello che può essere. A me piacerebbe che in ogni stazione ci fossero le specificità, le identità dei territori, perché è un valore aggiunto enorme, che penso siamo l'unica regione che a pochi chilometri di distanza ha così tante identità e differenze. Facciamole fruttare dal punto di vista turistico perché è una bellezza straordinaria che abbiamo solo noi. Una ferrovia ritrovata, restituita a questi territori e ai cittadini che tanto hanno lavorato per riaverla. Da parte della Fondazione uno scopo, quello di valorizzare questi luoghi stupendi per poter portare a disposizione di tutti i turisti che vorranno farlo, quelli che hanno voglia, che hanno cultura per poter apprezzare
le bellezze di questi luoghi, la storia di questi luoghi, la cultura di questa gente. È un modo per poter fare sì che si possa portare tra i percorsi fondamentali delle fedorie storiche anche questa parte del paese che è veramente straordinaria. Sono rimasto colpito dall'attaccamento delle genti friulane alla loro antica ferrovia. È un attaccamento che deriva dal passato, da quando da queste terre si partiva per emigrare. Oggi l'attaccamento è diverso, è fiducia in una ferrovia che oltre al trasporto pubblico locale può portare turisti, un turismo nuovo alla scoperta delle meravigliose terre del Friuli. Io credo che la reinaugurazione di oggi sia più importante di quella che nel 1930 ha congiunto Gemona Sacile, perché la reinaugurazione di oggi è veramente l'inizio di un'attività di turismo e di sviluppo. La Regione è stato il partner grazie al quale Ferrovie ha potuto fare quello che ha fatto. La presente e la passata amministrazione hanno creduto con una continuità, devo dire intelligente e concreta, al progetto che oggi, esattamente in tempo rispetto al cronoprogramma, inauguriamo tra la gioia di migliaia di persone che sono venute a salutare il loro treno.